Perfetto, va bene. Io al mister gli ho detto, vedessi un po' più sulla sinistra possibile. Diamo la mano. Sì, sì. Sì. Un minuto e siamo dentro. Sì, e lancio la seconda. Ok. Se di fuga non si può ancora parlare, poco ci manca. Real San Giuseppe primo in classifica qui a Roma per scardinare la difesa del più famoso istituto di vigilanza d'Italia, quell'Italpol che si trova al primo anno di Serie 2 ma che occupa, forse a sorpresa, il terzo posto in campionato. Spettatore interessato di questo anticipo del girone B, il Fuorigrotta, che da secondo della classe non può far altro che sperare in un passo falso dei primi in classifica. Buonasera dal Pala Gems di Roma da Matteo Santi, da Vinicius Bacaro e benvenuti a Italpol Real San Giuseppe, una sfida di altissima classifica. Vinicius, sicuramente la prima della classe contro la terza sarà sicuramente una grandissima partita con dei calciatori che hanno tutti uno storico di Serie A, quindi sicuramente di un livello molto alto. Sentiamo gli allenatori intervistati nel prepartita da Francesco Corda, cominciando da Fabrizio Ranieri dell'Italpol. Fabrizio Ranieri, allenatore dell'Italpol, siete una neopromossa ma avete una posizione di classifica invidiabile, siete al terzo posto, oggi affrontate la capolista che non ha mai perso, una sfida molto impegnativa, forse proibitiva, però volete giocarvi fino in fondo le vostre chance. Sì, no, assolutamente la partita è sicuramente impegnativa e proibitiva no, perché prima della partita non c'è niente di proibitivo, non saremmo qui se pensassimo di non poter giocare la gara. È chiaro che affrontiamo un avversario fortissimo, un avversario che sta in fiducia, ma lo affrontiamo in condizioni purtroppo un po' deficitarie, con qualche assenza di troppo, però anche noi veniamo da un periodo buono e quindi ci giocheremo la partita al meglio di quello che possiamo con grande serenità. È chiaro che abbiamo fiducia nella nostra squadra e proveremo a portare via i punti, perché no? Grazie mister, in bocca al lupo. Prego. Queste le parole di Fabrizio Ranieri, una partita interessantissima quella che attende l'Italpol. Andiamo a sentire sull'altra panchina invece Andrea Centonzi del Real San Giuseppe. Andrea Centonzi, allenatore del Real San Giuseppe, siete in testa alla classifica, avete vinto tutte le partite tranne un pareggio, oggi un eventuale successo, incrociamo le dita, per voi potrebbe consegnarvi il titolo anche se platonico di campioni d'inverno, affrontate però una bella realtà, un Italpol al terzo posto in classifica. Che sfida devono aspettarsi i telespettatori di Sport Italia? Allora, diciamo che il titolo più importante è quello che viene ad aprile, quindi voglio dire, tutto sommato è una partita molto importante per i 3 punti, perché chiaramente dobbiamo continuare questo percorso. L'Italpol è una signora squadra, terza in classifica, c'è poco da dire sulle loro qualità, dobbiamo fare una buona gara per batterle oggi, perché non sarà una partita semplice. Grazie mister, in bocca al lupo e buona partita. Crepi.
Palla Gems pronto ad accogliere Italpol e Real San Giuseppe che fanno in questo momento il loro ingresso in campo, accolti come sentite in sottofondo dalle note dell'inno del calcio a 5. Allora scopriamo insieme le formazioni, cominciando dall'Italpol che deve rinunciare a Paulinho squalificato e a Dejan Bicak che schiera Giannone fra i pali. È stato in dubbio fino all'ultimo per una borsite, davanti a lui Alex Gravina, capitano e presidente del Italpol, Ippoliti, Osni Garzia e Filipponi a completare il quintetto, come stiamo vedendo sulla nostra sovraimpressione. Dall'altra parte invece Centonze, che non può contare su Duarte, Manfroi e Volonnino, sceglie Ranieri fra i pali, che ha l'ottava di fila in porta da titolare, poi Ghiotti, Favero, Lolo Suazo e Cimanghigno. Questo è il quintetto del Real San Giuseppe che vedete in maglia gialla. Gli arbitri dell'incontro: Stefano Lavan della sezione di Pesaro, Scarpetti di San Benedetto del Tronto, il cronometrista è Paverani di Roma 2. Do il mio benvenuto nuovamente accanto a me a Vinicius Bagaro, che fa quest'oggi il suo esordio al commento tecnico qui su Sport Italia. Tanto per darvi un'idea di chi ho al mio fianco, c'è il signore che ha deciso la finale degli europei del 2003 in favore dell'Italia, 1-0 sull'Ucraina, gol su punizione di Vinicius Bagaro. Tanto buonasera a tutti i nostri telespettatori, buonasera a voi, grazie per l'invito. Sicuramente è una partita interessantissima, è da un po' che sono lontano da quando ho deciso di appendere gli scarpini, quindi sarà un'opportunità di rivedere tanti amici, tanti avversari di tanti anni. Quel gol sono contento che ancora la gente si ricordi. Io ho un'immagine molto distante da quel momento splendido e che mi ha sicuramente proporzionato un futuro e uno storico nel calcio a 5 anche nel panorama internazionale meraviglioso. Vinicius, questa sera due squadre che hanno un po' le rotazioni contate, ci sono assenze da una parte e dall'altra. Dalla parte del Real San Giuseppe assenze che forse si sentono un po' meno, perché sì, mancano Duarte e Manfroi, entrambi infortunati, uno al ginocchio, l'altro affetto da tallonite, però già hanno fatto il loro esordio Lolo Suazo e Pedro Guedes, i due innesti del mercato. Questo Real San Giuseppe che è primo in classifica e che sembra veramente non avere rivali in questo momento. Sicuramente l'assenza di Paulinho per l'Italpol peserà molto di più, con questi due new entry come Pedrinho e Lolo Suazo, che sono due grandissimi giocatori, sicuramente peserà di meno, hanno una rotazione maggiore. Dobbiamo vedere anche che tipo di strategia utilizzerà l'Italpol per poter non stancarsi durante la partita, e quindi analizzeremo durante la gara adesso. Real San Giuseppe, che come detto è primissimo in classifica, 5 punti di vantaggio sulla seconda, per l'appunto il Fuorigrotta, che a sua volta ne ha 3 in più dell'Italpol. Si sfidano quindi la prima e la terza, mentre il Fuorigrotta ospiterà domani al Palacercola la Mirafin. Alle loro spalle la situazione di questo girone B di Serie 2 è piuttosto ingarbugliata, perché se il Kobare sta attaccato all'Italpol con un solo punto di distacco, le due squadre hanno pareggiato tra le altre cose 4-4 la scorsa settimana. C'è un gruppone centrale molto equilibrato, nel quale tutte le squadre hanno dimostrato di poter vincere con le altre. Tu sei un esperto di questo girone, in particolare Vinicius, ci giocavi fino a poco tempo fa, insomma il livello è molto, molto equilibrato. Quest'anno sicuramente il livello si è alzato, ci sono tanti giocatori della vecchia A1, insomma, che hanno militato per la categoria superiore, che quindi sicuramente porteranno la loro esperienza in un campionato di una, diciamo, in teoria di una partenza di un livello più basso, e quindi sicuramente a un livello più alto. Dobbiamo vedere che cosa, ovviamente la carta dice sempre una cosa, il campo è quello che realmente dà il verdetto finale. È cominciata la sfida, il Real San Giuseppe si affascia in avanti, rimessa laterale affidata a Lolo Suazo. La palla all'indietro per Alex Ghiotti, pallone di ritorno per il giocatore arrivato dalla Sandro Abate nel corso di questo mercato dicembrino. Cimanghigno attaccato da Osni Garzia, Lolo Suazo alza la testa, in buca proprio per Leandro Cimanghigno, gli concede un po' di spazio, poi la conclusione e il vantaggio immediato del Real San Giuseppe, con Favero che sblocca la partita dopo appena 23 secondi. Ha avuto troppo spazio qui per concludere. Sicuramente una difesa molto passiva, molto distante, dando troppi spazi. Chiaramente si vede dall'immagine che lui ha avuto tempo di spostare la palla e calciare in una posizione che per il portiere, che non aveva nessuna visione, è diventato molto complicato. 1-0 dunque per il Real San Giuseppe, che sblocca immediatamente l'incontro grazie al gol di Favero. 23 secondi sul cronometro
1-0 per la capolista, che inizia sicuramente col piede giusto l'incontro. Rimessa dal fondo affidata a Ranieri, pallone in avanti cercando Cimanghigno, tamponato da Osni Garzia. Il fallo e la punizione in favore del Real San Giuseppe. Ghiotti proprio per Favero, ancora Alex Ghiotti in fascia, largo per Lollo Suazo che punta a Dario Filipponi, rientra sul sinistro, calcia male, colpisce troppo con l'esterno il pallone. Termina la propria corsa sul fondo, stavolta nessun problema per Giannone, che però si è fatto beffare in occasione dell'1-0 realizzato da Favero proprio pochi istanti fa. Osni Garzia in mezzo alle linee per Gravina, che controlla, fa riuscire cercando Luca Ippoliti. Ghiotti va a chiudere e serve Ranieri. Suazo. Come immaginavamo prima, una tattica di un po' di attesa dall'Italpol e ovviamente un po' più di aggressività dalla squadra del Real San Giuseppe, che giustamente come prima in classifica deve cercare di costruire e di fare la partita. Certo è che la strada si è messa in discesa in questo momento per il San Giuseppe. Qui lancia in avanti per Cimanghigno, buona la lettura di Giannone in anticipo su Leandro Cimanghigno. 13 gol in campionato per il fuoriclasse del Real San Giuseppe. Mi sento di dire che forse è il miglior pivot di tutta la Serie A2, lo sarebbe probabilmente anche se giocasse in Serie A. Sicuramente sì, infatti questo lancio che abbiamo appena visto è stato uno dei gol più belli che ha fatto quest'anno, quindi magari ricapiti in questa partita. Sicuramente ha delle doti fisiche e tecniche, diciamo, sopra la media. Quel gol citato da Vinicius è arrivato in Coppa della Divisione nel match perso poi da Real San Giuseppe ai rigori contro la Feldiebio, in una partita bellissima con quella perla che ha fatto anche il giro del web di Leandro Cimanghigno, che ci ha abituato nel corso degli anni a giocate di questo livello. Qui non controlla il pallone Gravina quando siamo allo scadere quasi del secondo minuto del primo tempo. 1-0 in favore del Real San Giuseppe, che attacca ancora con Cimanghigno stesso, che va a puntare Osni Garzia. Deviazione dell'ex giocatore dell'Olympus e calcio d'angolo in favore del Real San Giuseppe. Se ne va ad occupare lo spagnolo Lollo Suazo. Palla battuta alta, arriva Cimanghigno al volo, colpisce di collo esterno il pallone largo, si lancia Ippoliti, Giannone l'ha visto, pallone schiacciato per lui, il controllo di Luca Ippoliti, che è stato proprio compagno di Vinicius. Sì, Luca è un grandissimo giocatore, non un grande giocatore, che adesso diciamo che forse per farmi ricordare un pochino i tempi nostri da Lazio, che tra l'altro ci allenavamo e giocavamo in questo campo, ha voluto fare un po' il pivot, però non, diciamo che gli è scappato un po' il pallone in questo momento, però è un grandissimo, dimostra anche i numeri di gol che ha realizzato fino ad oggi. 10 gol infatti in campionato per uno dei sinistri più belli che abbiano mai calcato i campi di calcio a 5 in Italia. Non ne voglia il tuo di mancino, Vinicius? Direi non solo la qualità del mancino, ma anche l'intelligenza tattica che ha Luca Ippoliti, è anche questo sopra la media, e anche se fisicamente, come tutti noi, abbiamo perso nel tempo, chiaramente la differenza si vede dalla qualità tecnica del piede, ma anche dall'intelligenza tattica. Mentre fa possesso palla il Real San Giuseppe, andiamo a bordo campo da Francesco Corda. Buonasera Francesco. Buonasera Matteo, buonasera ai telespettatori. Fabrizio Ranieri ha già chiesto time out, un minuto di sospensione Italpol al primo possesso. E allora time out Italpol al prossimo possesso, questa è la richiesta di Ranieri. L'Italpol praticamente non ha quasi mai preso palla in questo avvio di partita, tutto di Marca San Giuseppe, che ha avuto il merito di sbloccare la partita dopo 20 secondi con la conclusione nel frattempo di Lollo Suazo, diciamo gol di Favero dopo 20 secondi. Time out chiamato dall'Italpol, 3 minuti sul cronometro del primo tempo, 1-0 San Giuseppe. Sentiamo Ranieri sulla panchina dell'Italpol. Dario, secondo. Osni. Allora Abram, Alessà, attenzione, abbiamo già sbagliato, stiamo giocando troppo lontani da Cimanghigno, quindi o portiamo pressione forte e copriamo la palla, oppure indietreggiamo 3 metri, altrimenti ogni volta che mettono la palla giù ci fanno riscendere dentro. Palla noi dobbiamo portare il terzo dentro, come avevamo detto, uno viene dentro a fare sponde e uno parte lungo alle spalle, ma non andiamo a aggredire la palla se non è coperta, altrimenti giocano troppo lungo, ci mettono in difficoltà, fanno 3, palla su cima e dopo noi dobbiamo rinculare tutti e 4. Quindi scegliamo la linea di difesa intanto a metà campo e poi se ne palla. Giochiamo da 3 minuti, manca un anno e mezzo, ok? Quindi portiamo uno a fare possesso e uno che parte. 3 minuti di partita, l'Italpol è sotto 1-0 grazie al gol di Favero, che stiamo riapprezzando proprio in questo istante. Gli concede quel metro in più Ippoliti, che permette a Favero di battere di mancino Giannone. Deve un po' correre a ripari, perché in questa prima parte di partita l'Italpol è sembrato un po' in difficoltà, forse anche in virtù del gol a freddo, Vinicius.
Sicuramente il gol subito all'inizio ha cambiato un po' quello che erano le strategie delle due squadre, però io credo che l'Italpol debba un po' farsi sciogliere questa tensione iniziale e cominciare a giocare, perché altrimenti diventa complicato solo attendere. Con tutta questa qualità che ha il Real San Giuseppe diventa difficile poi affrontare sempre l'uno contro uno, sempre indietro. Lolo Suazo, a proposito di uno contro uno, un vero e proprio maestro della situazione. Qui Cimanghigno alza la testa, torna da Favero che gira da Lolo Suazo in mezzo alle linee, ancora Cimanghigno contro Ippoliti, la piruetta fa scappare il pallone all'indietro, un po' impreciso, costretto a inseguirlo Favero, sale in pressione Filipponi, lancio lungo, palla fra le braccia di Giannone. Qui bene la difesa dell'Italpol che prova ad aggiustare le misure. Osni Garzia, pressione forte di Cimanghigno, rimessa laterale, primo cambio nelle file dell'Italpol, fuori Filipponi, dentro Abram Sintado. Questa è la scelta di Ranieri che va con le prime rotazioni della sua partita. Sintado, Osni Garzia in mezzo alle linee, bene per Sintado che scappa, palla al piede, tiene la palla in campo, ancora Sintado in mezzo, Ippoliti da ottima posizione, da lì forse poteva fare meglio col suo sinistro. Normalmente non sbaglia quel tipo di tiro, peccato che Sintado non ha visto Ippoliti che partiva dalla parte opposta dalla nostra panchina, insomma delle panchine, perché era già solo qualche secondo prima, però è stata una grandissima giocata, un movimento intelligentissimo tra le linee di un giocatore spagnolo che è sicuramente abituato a fare quel tipo di movimento. Ghiotti, pallone in avanti di Lolo Suazo per Leandro Cimanghigno. Follador, Lolo Suazo, Ghiotti, possesso palla della squadra di Centonze. Follador, Lolo Suazo cerca ma non trova Cimanghigno, riparte Osni Garzia, palla larga per Ippoliti che la tiene dentro, poi palla all'indietro per Sintado che calcia, Ranieri in calcio d'angolo. Era volato al cambio Osni Garzia stanchissimo, il pallone in realtà era per lui, poi è arrivata a calciare Sintado, calcio d'angolo per l'Italpol che comincia a farsi vedere in maniera pericolosa. Qui rivediamo la conclusione di Sintado, il bel tuffo da parte di Ranieri. Speriamo che con Osni Garzia non sia un risentimento della lesione che ha avuto, quindi, perché sembrava che corresse un pochino con difficoltà per uscire velocemente dal campo. Vediamo questo schema dell'Italpol. Pallone per Batella che si coordina al volo, grandissima conclusione e se non ho visto male ha colpito proprio Sintado dentro la porta, super occasione per l'Italpol. Che conclusione Batella, era gol, questo sarebbe stato un super gol, gliel'ha levata Sintado, sfortunato qui nell'occasione Batella. Come si suol dire ha fatto la difesa della porta, però in quel caso lui era un attaccante, quindi è stato un peccato. Ha sbagliato porta. Nel frattempo entra anche Pedro Guedes a testimonianza delle profondissime rotazioni di Centonze. In questo momento un quartetto che non avrebbe nulla da invidiare a tanti di quelli che già ci sono in Serie A. Cimanghigno contro Ippoliti che non gli dà il corpo, la sovrapposizione di Pedro Guedes che prova a calciare, ancora Cimanghigno da fermo, palla recuperata, prova ad andare Batella, si appoggia sulla corsa di Filipponi, rientrato, buona la lettura di Ranieri che sventa. Sicuramente questa potrebbe essere una giusta strategia per l'Italpol. Real San Giuseppe che ha iniziato a forzare un po' la giocata, ha proporzionato qualche contropiede di troppo e questo potrebbe metterli in difficoltà, visto che l'Italpol ha dei giocatori che hanno anche della velocità come Filipponi che è appena entrato. Torniamo a bordo campo da Francesco. Sì, Osni Garzia ha probabilmente accusato un problema muscolare, credo che lo stava sottolineando anche Vinicius nel suo intervento precedente. Gioca già con un vistoso bendaggio, ora glielo stanno risistemando, a sentire il riacutizzarsi di un dolore durante una fase di gioco, infatti è uscito precipitosamente dal campo proprio mentre l'Italpol stava sviluppando una trama offensiva. Ricordiamo che è stato a lungo fermo per 6 cm di strappo. Osni Garzia, giocatore di grande qualità, di grande fisicità, di grande intelligenza tattica. È uno che lì dietro insomma gestisce bene i tempi della partita. Diciamo che tra lui e Luca Ippoliti lì dietro sono abbastanza coperti, però chiaramente che in una partita così intensa e con una richiesta fisica importante, rientrando da un intervento così importante, così difficile e con un tempo, diciamo un clima che non aiuta, per l'Italpol che già c'è l'assenza di Paolini oggi, probabilmente sarà veramente complicato oggi. Rimessa laterale, palla conquistata dal Italpol, se ne va ad occupare Sintado. Scorso anno entrambe le squadre giocavano in Serie B, parteciparono entrambe
alla Final 8 di Coppa Italia, mentre Batella fa sportellate con Vincenzo Botta, poi si trascina il pallone fuori, rimessa da San Giuseppe, quella Final 8 che il San Giuseppe vinse a Campobasso, mentre l'Italpol che venne stromessa per un ricorso, per una posizione irregolare nelle squalifiche proprio di Sintado, che sembra aver dato una scossa a livello di ritmo in più all'Italpol al momento del suo ingresso in campo. Sicuramente tra lui e Filipponi hanno cambiato un po' quello che erano le dinamiche e la velocità della partita. Vediamo adesso come si comporterà il Real San Giuseppe con anche i cambi che ha effettuato in questo momento, perché in 2 secondi entrano 2, escono 2, sono sempre giocatori di tantissima qualità. Sintado passa su Bico, mette sul secondo palo, appena entrato il gol di Gattarelli, secondo gol consecutivo per Gattarelli, super giocata di Sintado in fascia, avevamo appena finito di elogiarlo. Dicevamo infatti della velocità e anche della capacità tecnica che non abbiamo fatto in tempo a commentare, ha fatto una grandissima giocata, chiaramente Gattarelli solo sul secondo palo ha fatto, diciamo, in maniera molto semplice e facile a spingerla dentro. Appena entrato, aveva fatto il cambio veramente 5 secondi fa, pronti via. Gattarelli sfrutta al massimo l'assist di Abram che stiamo apprezzando col nostro replay, ha bruciato secco Bico Pelentir e l'Italpol trova così il gol del pareggio dopo 6 minuti e mezzo di partita. 1-1 il gol di Gattarelli, che era andato a segno anche sabato scorso in casa del Cobà, lui che viene da una scuola, diciamo, da una famiglia di calcettisti. Il fratello più grande, Daniele, gioca con il Lido di Ostia in Serie A. Ancora Gattarelli, che è un ragazzo veramente di grandissima prospettiva, grande fisicità, grande atletismo, tra l'altro dotato di una conclusione potentissima. Stavolta non ha avuto bisogno di scagliare un tiro potente, ha depositato facile da mezzo metro il pallone in rete per l'1-1 dell'Italpol. Andiamo a bordo campo nuovamente da Francesco Corda. Già prima che arrivasse il pareggio di Gattarelli, gli allenatori percepivano che stava un po' cambiando l'inerzia della partita, Matteo. Attenzione, scusami Francesco, a Pedro Guedes che va a calciare, si gira bene Giannone in calcio d'angolo. Concludi pure, Francesco. Sì, perché mentre Ranieri incitava i suoi ragazzi, gli diceva bravi, continuate così, dall'altra parte Centonze si è rivolto a Bico Pelentir, gli ha detto dobbiamo stare più su, dobbiamo andare più su. Tra l'altro i Gattarelli, e chiudiamo il discorso, sono 3, perché ce n'è anche ancora uno più piccolo che gioca in porta invece con la Lazio nel settore giovanile. Nel frattempo altra occasione per l'Italpol, col pallone messo dentro forte, potente da Follador, che non trova deviazione, rimessa laterale in favore dell'Italpol, che prova adesso a imbastire questa nuova trama con Ippoliti, che va proprio da Gattarelli in area di rigore, pressione di Bico, Ippoliti in mezzo alle linee, cerca la corsa di Gattarelli, non lo trova, allora Follador imbuca da Bico, spalla alla porta contro Ippoliti, duello di grande esperienza fra i due. Bico cerca la magia col tacco sotto le gambe di Ippoliti, Giannone è attento, ma Bico ha questi colpi. Ha sempre avuto, sempre anche in Serie A, mi ricordo un cucchiaio in una Coppa Italia famosa, hanno tantissima qualità. Vorrei soltanto sottolineare, vediamo questa, la disattenzione chiaramente di Botta nel gol, perché doveva chiaramente coprire il secondo palo dopo, diciamo, il dribbling di Sintado che ha superato il suo marcatore, però una squadra di questo livello che comunque... Attenzione a Bico, scusa Vinicius, altra bella giocata, non trova però Pedrigno in mezzo all'area di rigore, mentre riapprezziamo il tacco. Qui bravo Giannone, non era facile. Assolutamente no, non era, diciamo, coperto, questi colpi di tacchi che non ho mai avuto io, ho sempre apprezzato tanto, e quindi Bico è uno che ha questo tipo di giocata. Ippoliti qui allontana sulla pressione a tutto campo dell'Italpol, rimessa dal fondo per Ranieri, che trova il capitano Vincenzo Botta, gira su Pedro Guedes, arrivato anche lui a dicembre, aveva cominciato la stagione a Latina, lo scorso anno lo abbiamo visto in maglia Maritime Augusta. Follador in buca proprio per Pedro Guedes, tenuto bene fisicamente da Ippoliti, che ha coperto alla grande quella diagonale, poi alza la testa, la palla è scoperta, occhio al suo mancino, fa girare orizzontalmente da Sintado, arriva a chiudere Botta, rimessa dal fondo in favore dell'Italpol con Domenico Giannone, che va a rimettere in gioco la palla per Sintado, anzi la palla viene fatta sfilare a Gattarelli. Ora Sintado di tocco per Filipponi, quartetto giovanissimo questo dell'Italpol, c'è solamente Ippoliti ad alzare un po' il tasso di età. Nel frattempo fuori proprio Sintado, rientra Batella, Gattarelli, Ippoliti, lancio lungo
col contagiri per i Filipponi, che può però soltanto colpire di testa Pedrigno. 1 contro 1 con Gattarelli, doppio passo, se ne va in fascia Pedrigno, mette dentro, ancora Gattarelli che torna e va a chiudere. Botta gira da Follador, prova a uscire Bico, Follador si allunga il pallone, occhio al sinistro, Follador, un altro controllo e la palla con una sfortunata carambola supera Giannone, ritorna avanti il Real San Giuseppe al 9 del primo tempo, 2-1. Stavo per dire che l'attesa un'altra volta della difesa dell'Italpolo pochissimo aggressiva chiaramente dà la possibilità, ripeto, con giocatori di così tanta qualità, di trovare sempre uno spazio per andare a tirare in porta. Guarda che adesso Follador ha tirato praticamente dal dischetto dall'area di rigore, quindi è complicato per il portiere in quella situazione. Troppo spazio concesso nella conduzione di palla di Follador, poi la conclusione deviata da Filipponi che ha sorpassato Giannone, che si era spalmato a terra cercando di chiudere il tiro, la palla lo ha scavalcato e il Real San Giuseppe trova nuovamente il vantaggio in questo primo tempo. 2-1, tutto da ricostruire adesso per l'Italpol. Ippoliti, addosso il pallone a Botta, poi spalla contro spalla, fa Pedrigno e Batella, passa Pedrigno, pallone in rimessa laterale, fallo per Batella e cartellino giallo per il giocatore dell'Italpol. In quell'occasione Ippoliti avrebbe dovuto buttare la palla fuori, chiaramente era l'ultimo uomo, ha messo in rischio non direi la partita, ma sicuramente di prendere il terzo gol, perché Pedrigno stava andando in porta. Primo ammonito della partita allora, ed è Alessandro Batella per il fallo con il quale ha provato a spostare Pedrigno. Gli arbitri hanno lasciato proseguire e poi hanno scelto di fischiare fallo senza dare il cumulativo, ma di bloccare l'azione, e allora fallo fischiato e cartellino giallo per Batella. È rientrato Favero, autore del gol dell'1-0, trova in mezzo alle linee Vincenzo Botta, poi Bico Pelentir, ancora Favero, nuovamente da Bico, c'è Ranieri, alza la testa, lancio lungo per la corsa di Pedrigno che scappa alle spalle di Gattarelli, ma non può tenere questo pallone in campo. Pronto a rientrare Alex Gravina sulla panchina dell'Italpol, era partito in quintetto, lui che ne è il capitano e anche il presidente di questa società che sta rapidamente scalando i vertici del futsal italiano, partita dalla Serie D, si ritrova nel giro di pochi anni in Serie 2, grande giocata di Ippoliti che cerca palla sul secondo palo, non trova proprio Batella al quale non gliele manda a dire Ippoliti, rimessa laterale per il San Giuseppe. Lolo Suazo, verticale da Cimanghigno, di sponda per Lolo Suazo, gran conclusione, ha scoppiato il pallone sul tiro, addosso a Batella, rimessa laterale all'altezza dell'angolo. Rientra adesso Cimanghigno e Lolo Suazo, si vede la differenza, la profondità che adesso il Real San Giuseppe riesce a dare. Prima erano tutti giocatori laterali di movimento e alla fine l'Italpol è riuscito a guadagnare un po' di spazio, nonché ha segnato proprio per questa situazione, per questo cambio tattico che, non avendo un pivot di ruolo in campo, diventa più semplice. Cimanghigno va da Favero che punta a Batella, occhio che è già ammonito, cambio di lato, Botta da lì può pensare di calciare, lo fa, si distende, Giannone in tuffo, concede calcio d'angolo alla capolista. Rivediamo, conclusione di Botta, Giannone si distende sulla sua destra, corner in favore del Real San Giuseppe. La battuta Lolo Suazo dentro per la corsa di Botta, bravo Giannone, poi Ranieri esce alto, rilancia lungo, pallone sul fondo. Curiosità di questa partita, i due portieri in questo momento sono entrambi iscritti in classifica marcatori, un gol a testa. Non è una rarità assoluta nel calcio a 5, perché basti pensare in Serie A, ci sono portieri come Lion che hanno segnato 70 gol e oltre in Serie A, però insomma fa sempre specie vedere portieri che vanno a segno. Vinicius. Sicuramente Lion ha spalancato le porte, diciamo, per questi portieri che hanno sicuramente una qualità e hanno allenato quello che è il gioco con i piedi. Diciamo che la regola permette questo, anzi è un punto a favore, e quindi sicuramente adesso ne vedremo più portieri che segneranno e quindi diventeranno sicuramente altri capocannonieri di altri campionati. Per quanto riguarda Lion sicuramente, questo lo voglio sottolineare, ha un tiro sicuramente più forte, meglio di tutti, meglio rispetto a tanti giocatori di movimento che hanno anche un gran tiro, quindi Lion è veramente spettacolare quando tira. Sintado
punta Cimanghegno, rientra sul destro, palla in mezzo alle linee, c'è un contatto, c'è un fallo segnalato all'Italpol, è rimasto giù a terra, se non ho visto male Gattarelli. Andiamo a bordo campo da Francesco. Sì, fischiato un blocco, Matteo, un blocco in movimento, gli arbitri hanno ravvisato fallo, grosse proteste della panchina dell'Italpol che qualche istante fa aveva contestato anche il giallo a Batella, sosteneva che fosse un contatto spalla a spalla. Qui è rimasto a terra Gattarelli, che reo di aver creato il blocco, comunque evidentemente ha preso un colpo alla gola, vediamo tossire, gli manca un po' il fiato, comunque nulla di grave, tra poco si rialzerà, mentre siamo a 8 minuti e 50 dal termine del primo tempo. Fin qui un buon primo tempo, 2-1 per il San Giuseppe, che è partito forte, ha trovato il gol dopo 20 secondi con Ghi Favero, e poi al settimo il pari di Gattarelli, e al nono è ritornato avanti il Real San Giuseppe con la rete di Luis Felipe Follador. Punizione in favore del Real San Giuseppe, con Lolo Suazo che va proprio da Favero, alza la testa, cerca con lo sguardo Cimanghigno, gira da Alex Ghiotti, l'ex giocatore del Pescara, poi Lolo Suazo, Favero ancora per Ghiotti, gira 3 il Real San Giuseppe, Cimanghigno viene a prendere palla, poi lancia per Ghiotti che stoppa col petto, prova a vincere il rimpallo, rimessa dal fondo, buona trama del San Giuseppe, poi Ghiotti non è riuscito a tenerla in campo, Sintado prova a partire lui, di sponda Filipponi, palla larga per Alex Gravina, Sintado, Filipponi, viene a girare anche Batella, eccolo che riceve, si mette spalle alla porta, fuori da Abram Sintado, corto da Filipponi, bene in mezzo alle linee, Gravina, Filipponi, la veloce in avanti per Batella, prova con qualità a uscire fuori l'Italpol, ma non è facile perché funziona bene fin qui la pressione alta del Real San Giuseppe. Italpol che rimane sempre lì e alla fine perde il pallone, anche se c'è un fallo forse di mano sul tocco di Gravina. Diciamo che l'Italpol ha smosso molto bene il pallone ed è riuscito chiaramente a mettere in difficoltà la difesa del Real San Giuseppe. La differenza è che chiaramente non avendo, anzi hanno un pivot di ruolo, ma Batella sta uscendo tanto, non riescono a dare la giusta profondità, quello che fa spesso il Real San Giuseppe con Cimanghigno, quindi diventa complicato giocare sempre nella metà campo di difesa e non in quella di attacco. Situazione falli, ringraziamo Francesco Corda che ci ha ragguagliato 3 commessi dal Italpol, 1 commesso dal Real San Giuseppe. Anche un ammonito fino a questo momento è Alessandro Batella. Sintado, Filipponi, ancora Sintado, cerca la palla alle spalle di Lolo Suazo che un po' pigramente si era lasciato sfilare alle spalle Batella, fortunato nel riuscire a deviare di testa il pallone, a concedere solo rimessa laterale all'Italpol. 7:35 all'intervallo, palla sotto i piedi di Giannone che alza la testa, cerca il lancio lungo, lo fa partire preciso, costringe Cimanghigno a rinculare, a sua volta preciso di testa per Lolo Suazo. Favero si accentra sul sinistro, cambia di lato, Cimanghigno, punta Gravina, occhio alle finte, va sul sinistro, mette sul secondo palo, un pallone interessante, non ci ha creduto però nessuno, la palla termina larga, nessun problema stavolta per l'Italpol che può rimettere in gioco il pallone. Lancio in avanti, non può assolutamente arrivare su questa palla Gravina, malinteso con Filipponi, palla rimessa in gioco da Ranieri, Lolo Suazo, Alex Ghiotti, dentro per Cimanghigno, resiste al contatto con Sintado, poi Lolo Suazo contro Dario Filipponi, rientra a sinistro, lo fa partire, chiuso, poi Gravina, ancora Filipponi, un po' in difficoltà, Batella attaccato, si rimane in quell'angolo, pressione fortissima del San Giuseppe, l'Italpol in difficoltà col possesso palla, palla recuperata dai campani, Lolo Suazo, la sua classica finta, va a calciare col destro, bravo, attento Giannone, poi la palla esce, Filipponi può partire verso la porta, è isolato però, rimontato da Favero, non gli chiamano l'uomo, palla recuperata ancora una volta dal San Giuseppe. Questi ultimi minuto e mezzo si vede che l'Italpol è ancora più in difficoltà, Real San Giuseppe con una pressione molto più forte, molto più intensa, giocando sempre negli ultimi 10 metri della metà campo dell'Italpol, e se continuano a difendere come già abbiamo commentato prima con questa passività rischiano chiaramente con un tiro anche deviato di prendere il terzo gol. Cimanghigno pronto a rientrare Lippe Follador,
Eccolo il cambio con Favero. Lolo Suazo, Cimanghegno, prestato a Batella che gli concede il corpo e allora fa quello che gli riesce meglio a Cimanghegno, ovvero appoggiarsi sul corpo dell'avversario, girarsi come se fosse un vero e proprio centro di pallacanestro. Si è svitato e è andato a prendere il fallo, il quarto dell'Italpol. Diciamo che un pivot che marca un altro pivot normalmente, conoscendo il mestiere, diciamo che non gli dà il corpo proprio per evitare che quello si possa girare, però si vede che Batella in quel caso ha provato con il fisico di rubare il pallone a Cimanghegno, che però ha talmente tanta esperienza, che ne ha fatte talmente tante volte quel tipo di giocata, che chiaramente ha subito il fallo. Quarto fallo, come detto, dell'Italpol, un altro andrà in bonus la squadra di Ranieri. Parte Ghiotti per Cimanghegno, non riesce lo schema, allora ricomincia dietro Follador. Cimanghegno, Follador, Lolo Suazo, dietro da Alex Ghiotti. Diciamo che una cosa molto interessante è che ultimamente tanti schemi per le punizioni, per i falli, e ricordavamo prima il gol del 2003 è di una punizione organizzata, poi l'organizzazione non è uscita e ho tirato direttamente in porta. Attenzione al San Giuseppe in avanti con la percussione di Lolo Suazo che trova il tapin vincente, aveva bucato la prima conclusione, va in rete Lolo Suazo, 1-3 allunga il Real San Giuseppe. Eri stato profeta di questa rete, Vinicius. Rivediamo il gol di Lolo Suazo con la palla dentro di Cimanghegno, poi un'incomprensione in mezzo all'area di rigore, palla che rimane lì e Lolo Suazo trova la rete del 3-1. Sicuramente un po' di sfortuna, però chiaramente con così tanto spazio giocatori di questa qualità alla fine prima o poi te la mettono dentro. Attenzione ancora al San Giuseppe in avanti, Ippoliti va a difendere col fisico, prova a alzare il pallone all'altezza dell'angolo, attaccato da Follador, palla che esce fuori e meno male, riallacciandomi al discorso che facevi prima, Vinicius, che nel 2003 quella punizione alla fine l'hai calciata in porta. Tanti mi hanno chiesto se quella era una cosa organizzata. In realtà c'era uno schema fatto, preparato, ma siccome... Scusami, perché ancora San Giuseppe in avanti, Pedrigno, questa volta bravo Giannone, stavi concludendo. Hanno cambiato quello che era la difesa, scalando la barriera. In quel momento ho chiesto a Deco Visentini, il grande Deco di un vecchio compagno di Nazionale, di cambiare. Aspetta, ho fatto un giro, ho calciato, però probabilmente facendo quel tipo di giro il tiro è andato dove doveva andare, ma non dove volevo che andasse prima, quindi alla fine abbiamo vinto quelli europei con quel tiro. La fortuna sì capita quando però tu provi a fare qualcosa di diverso. In quel caso dico, perché non tirano direttamente a volte invece di... Vediamo l'attacco dell'Italpol. Sintado Gattarelli, grande occasione per l'Italpol. Torniamo a bordo campo da Francesco. Si preparano le maglie da portiere di movimento. Sulla panchina dell'Italpol dovrebbe essere Filipponi il primo ad andare come quinto uomo. Nel frattempo rientra Filipponi, però con la maglia normale, non quella da portiere di movimento, sotto 3-1 con le rotazioni un po' contate. Può essere già un'arma, anche se la partita è ancora lunghissima. Chiaramente col portiere in movimento Vinicius lasci libera la porta su eventuali palloni rubati. È un'arma a doppio taglio, se mai ce ne fosse una nel calcio a 5, perché sì, ti permette di attaccare con un uomo in più, però è anche vero che lasci la porta vuota, e se la gente, le squadre non giocano col portiere in movimento sempre, vuol dire che tutto sommato non è che convenga sempre farlo. Sicuramente è una cosa rischiosa, ma credo che il mister Ranieri voglia fare questo per tenere un po' più di possesso palla, abbassare un po' un ritmo della partita e anche per cercare di riposare, visto che hanno le rotazioni, come dicevamo prima, contate. Pedro Guedes, cambio di lato, botta in angolo, Bico, arriva la rotazione, calcia Borriello sul secondo palo, la chiusura da parte di Batella sulla buona iniziativa del San Giuseppe, che sta legittimando di fatto questo doppio vantaggio nel primo tempo. 3-1 il parziale fino a questo momento. Botta in buca, Bico vuole inventarsi qualcosa, perde il pallone, poi Batella va giù, questo sì è fallo, è il secondo se non ricordo male commesso dal Real San Giuseppe. Già batte l'Italpol, veloce con Ippoliti che va da Gattarelli, poi cambia di lato Filipponi, ancora Luca Ippoliti, Batella mette giù
raddoppiato, ruba palla Pedrinho che parte a tutta velocità, va Pedrinho fino in fondo, conclusione deviata da Ippoliti, calcio d'angolo per il Real San Giuseppe. 3 minuti e 12 alla fine della prima frazione di gioco, sempre 1-3, anche un po' di nervosismo nelle fila dell'Italpol con Batella e Ippoliti che hanno qualcosa da dirsi. Va a calciare Pedrinho, scivola, pallone sul fondo. La rimessa è laterale per l'Italpol con Filipponi che trova Batella, spalle alla porta, raddoppiato, Gattarelli non può tenere questo pallone, adesso fa fatica l'Italpol in questa fase della partita. Il 3-1 è stata una bella mazzata. Sicuramente ha cambiato e ha pesato tanto questo terzo gol. Io credo che la mossa del mister Ranieri di mettere il portiere sarebbe la cosa migliore in questo momento, proprio per evitare questo che sta succedendo, che il Real San Giuseppe giochi negli ultimi 10 metri e che chiaramente con così tanti tiri, con così tante occasioni possa, diciamo, portare avanti il marcatore e diventare più complicato poi in una ripresa nel secondo tempo. Continua ad esserci movimento sulla panchina dell'Italpol, torniamo da Francesco. Sì, ora la maglia verde da portiere di movimento è diventata la numero 14 e l'ha indossata quindi Sintato. Si trascina il pallone fuori Filipponi, ma l'ultimo tocco è di un giocatore del San Giuseppe. Lancio lungo di Ippoliti, grande lettura ancora di Ranieri. Pedrinho punta Ippoliti, la finta ancora Pedrinho, rimane lì Ippoliti, Giannoni spaccata, palla accomodata per Filipponi. Ippoliti corto da Batella, poi trova bene Filipponi, giocata di qualità di Luca Ippoliti, di grande sapienza, poi Gattarelli prova a passare su Borriello, Gattarelli, grande giocata, Batella! Ma che giocata di Gattarelli, è tutto comodo, Batella sul secondo palo, rimette in partita l'Italpol. Passeranno gli anni, ma questo sport, finché ci sarà un 1 contro 1, ci sono le belle giocate e poi le occasioni, come è successo adesso, una superiorità numerica creata da Gattarelli dopo un bellissimo dribbling, e poi Batella che diciamo che ha esagerato nello stop, però è stato bravo ad alzare il pallone visto che il portiere era per terra, quindi grandissimo gol. L'Italpol che si rimette in partita, vediamo adesso come risponderà chiaramente il Real San Giuseppe dopo questo secondo gol incassato. Solitamente in quelle situazioni gli allenatori dicono si deve calciare di prima. Batella ha rischiato, come hai detto tu Vinicius, con lo stop, poi è stato bravissimo a trovare il gol del 3-2. Diciamo di sì, era un'occasione bellissima, quella va tirata di prima, però ripeto è stato molto bravo, intelligente poi ad alzare il pallone. Lancio lungo l'Italpol che riesce a segnare nel suo momento probabilmente più difficile di tutta la partita, quando Ranieri stava pensando di inserire il portiere di movimento. Chiaramente questo gol cambia un po' i piani. Sicuramente il mister Ranieri mi ha smentito, diciamo, il risultato mi ha smentito dicendo che era il momento di cambiare un po' le dinamiche della partita, però sono stati molto bravi a, non dico con un contropiede, ma con una giocata individuale che è quella che cambia la partita. Se vediamo e ricordiamo i gol fatti fino adesso, i 5 gol probabilmente sono stati tutte giocate individuali. Cimanghegno, spostapalla a sinistro, un missile e Giannone devia in calcio d'angolo, anche con la mano destra, quella dolorante, quella al cui accusa, il braccio a cui accusa un po' di Borsite, che ne aveva messo in dubbio l'impiego quest'oggi. Qui Gattarelli tampona Cimanghegno, quinto fallo commesso dall'Italpol a 1:13 dall'intervallo, tutto sommato un buon compromesso. Sicuramente Gattarelli il migliore dell'Italpol, ha cambiato la partita insieme a Sintato. Dicevamo prima della Batella quando ha dato il corpo a Cimanghegno, che è un maestro nel girarsi. Adesso un'altra volta sembrava una palla scoperta, però chiaramente Cimanghegno, ripeto, sa perfettamente cosa fa e quindi ha subito un altro fallo e adesso sono a 5 falli, quindi anche un altro rischio che avranno nell'ultimo minuto e 13 che manca. Ricordiamo che infatti in caso di altro fallo il San Giuseppe potrà sfruttare un tiro libero dai 10 metri, perché al quinto fallo si va in bonus punizione affidata a Lolo Suazo, che cerca il cambiato per Cimanghegno, poi prova a calciare al volo. C'è Giannone che ha visto il lancio lungo per Batella, preferisce andare corto da Ippoliti. Cimanghegno di testa, Lolo Suazo si gira in mezzo al campo, va da Leandro Cimanghegno che prova il tunnel ai danni di Sintato, prova a mettersi in ritmo, conquista una rimessa laterale quando siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. 2-3 il parziale fra Italpol e Real San Giuseppe. Pedrinho con spazio controlla, calcia
Filipponi va a chiudere, poi difende col corpo e con le sue lunghe leve. Fallo di Pedrigno che spinge ai danni di Filipponi. Terzo fallo commesso dal San Giuseppe in questo primo tempo. Ippoliti, Sintado, ancora Luca Ippoliti, Abraham Sintado in avanti, male, troppo corto, Lolo Suazo rinviene da dietro, Batella a salvare. La bellezza del calcio a 5 per i telespettatori, magari qualcuno che è la prima volta che vede una partita. Attenzione a Cimaghigno che trova il gol con una sforbiciata incredibile, la palla non colpita benissimo, che scavalca però Giannone per il 4-2 dell'Italpol. Il Cimi Show al Pala Gems, la rivediamo, che giocata tecnica, bellissima esteticamente, certo non la prende bene e forse Giannone è sorpreso anche da questo. Però a volte anche quando non la prendi bene, proprio è stato questo il successo di quella giocata. Chiedevamo prima proprio una giocata del genere, provavano già prima tra Lolo Suazo e Cimaghigno in un altro tipo di giocata da un fallo laterale, però chiaramente una qualità immensa di un giocatore fantastico. Ippoliti lancia lungo, ripartenza ancora Cimaghigno, ultimi 20 secondi, Cimaghigno fino in fondo, Giannone, la palla resta lì, traversa di Lolo Suazo e l'Italpol ha barcollato adesso perché andare a riposo 5-2 dopo che fino a 10 secondi fa eri sotto solo 2-3, sarebbe stata una vera mazzata. Si resta ancora in partita, mancano ancora 17 secondi. Sicuramente il Real San Giuseppe ogni volta che prende un gol risponde molto bene, perché subito dopo riesce a segnarne uno in più. Chiaramente per il Italpol questa è una mazzata, perché dopo una gran fatica per poter segnare, visto le assenze e le difficoltà, chiaramente dopo neanche un minuto prende un altro gol, psicologicamente diventa difficile affrontare poi una squadra con così tanti cambi, con così tanta qualità, diventa difficile. Forse c'è spazio solamente per un ultimo tiro in questo primo tempo, con Ippoliti che batte dietro da Filipponi che manda in avanti, pallone bloccato sulla sirena da Ranieri all'intervallo. 2-4 in favore del Real San Giuseppe qui al Pala Gems, con il doppio vantaggio trovato da Cimaghigno a 30 secondi dall'intervallo, un doppio vantaggio che permette alla squadra dei Centonze di andare a riposo un po' più serena, mentre si scambiano un gesto d'intesa Cattarelli e Cimaghigno. Andiamo proprio a bordo campo da Leandro Cimaghigno con Francesco Corda. Sì, con Leandro Cimaghigno, con Matteo prima della partita ci dicevamo chissà se oggi non ti tocca rispolverare il Cimi Show, e hai subito fugato i dubbi allo scadere del primo tempo. Sì, esatto, ho avuto un po' di fortuna lì nella rovesciata, però adesso dobbiamo pensare al secondo tempo. Abbiamo fatto bene il primo tempo, dobbiamo non concedere gli errori che abbiamo commesso nel primo tempo e dai, pensare a mantenere il risultato, poi sicuramente loro metteranno il portiere di movimento, dobbiamo essere attenti. Grazie, ti mandiamo negli spogliatoi da Andrea Centonze, la linea torna a Matteo Santi. E allora noi ci prendiamo un attimo di pausa, ci sentiamo fra poco con il secondo tempo di Italpol San Giuseppe. Quanto abbiamo? Ok. Ma non vale, poi rimaniamo a questo tra Centrale e lui. Ok, 2 minuti, vai anche di quella da 2 minuti e...
Infatti hai visto Barella quando ha segnato, ha fatto stare vestiti alla macchina sua, l'ha detto. Quando vanno sugli angoli, guardano la differenza tra questi giocatori e questi che sono giocatori e questi. C'è giocatori che fanno questo, cioè puoi avere, cioè avremo tutti. Però è un campo gioco. Quindi a fare un gol che ce l'avevo, cioè non è che quello vuole recupera o c'è. Quando siamo verso la fine della partita, fatti dire quanto tempo abbiamo di uscita. Ne prendono dopo un minuto, non è che una, due, a testa, in quella qualità lì. Perché questi alla fine sono partiti che sanno di essere un giorno che difendono troppo. Tanto il primo gol della giornata. Se non il primo gol, volta che c'è che scende, il primo gol Catarella il secondo Catarella si fa arrivare, ma c'è dribbla, ma quello lo fa passare senza un minimo di sforzo. Che c'è il caricatore? Lo passa a attaccare. Quanto c'è da Lights? 3 minuti? 2, poi la fascia quant'è? E saranno altri 4 minuti dopo. Tu mandali dentro senza che ti dica. 2-4 per il Real San Giuseppe dopo i primi 20 minuti di partita qui al Palagems sul Italpol, mentre scorre qualche immagine della prima frazione di gioco. Qui nelle immagini, come detto, l'1-0 di Favero è stato un primo tempo tutto sommato nel quale il doppio vantaggio del Real San Giuseppe può anche starci, Vinicius. Sicuramente sì, un primo tempo molto interessante, soprattutto per il telespettatore, con 6 gol. Le dinamiche, penso, i pronostici erano questi, di un San Giuseppe che avrebbe impostato la partita come lo sta facendo, un Italpol un pochino più in attesa anche dovuto alle assenze. Sicuramente i gol nei minuti in cui e come sono successi probabilmente ha determinato una
una tesa maggiore, forse anche un po' di paura, a un certo punto sembrava dell'Italpol, in virtù del fatto della tanta qualità, della qualità immensa del Real San Giuseppe e sicuramente delle rotazioni che hanno, che sono infinite. Qui nelle immagini il 3-1 momentaneo, anzi il 2-1 momentaneo di Follador, poi ha trovato il massimo vantaggio il Real San Giuseppe con questo pallone lasciato lì da Gravina e la palla ribattuta in rete da Lollo Suazo. Eravamo al 15esimo e il San Giuseppe sembrava avesse incanalato in una certa direzione la partita. Poi a 2 minuti dall'intervallo, nel suo momento più difficile, quando l'Italpol aveva pensato anche di inserire il portiere di movimento, questa bella giocata di Gattarelli, forse il migliore di tutto l'Italpol nel primo tempo, per il gol del 2-3 di Batella, e Italpol che si è rimesso in partita. Poi però a 30 secondi dalla fine la passata su questa giocata di Cimanghigno, che in sforbiciata non ha colpito bene, da apprezzare però la qualità del suo gesto, come abbiamo detto in presa diretta Vinicius, e San Giuseppe che è andato al riposo in vantaggio per 2 reti a 4 squadre che fra qualche istante torneranno in campo per la ripresa. Noi andiamo nuovamente in pausa e poi tutto di fila per il secondo tempo. Ho capito. Sì, di 4 minuti almeno. È lunga. A partire da ora. L'ha richiamato adesso. Io dico sempre, scherzando, dico sempre questo è uno sport di merda, nel senso che Si può dire questo, ma la parola è proprio questa. Esatto. Perché tu giochi tutta la partita col pallone È sotto al stronzo piede, come sport. sbagli 2 volte e rischi di buttare una partita in teoria facile per te. sì. Il calcio, se era questa cosa nel No, calcio era non finita succede già mai. cioè. Non succede mai. Quindi erano morti, non avrebbero mai preso un pallone, questi giravano e finiva così. Infatti questa è la bellezza di questo sport, che è bello e maledetto, no? Adesso la partita non è per niente chiusa, cioè, questo può mettere magari il portiere in momento tra 10 minuti e poi comincia un'altra partita. C'è un po' di vento o non mi impressiona? Si è alzato un vento micidiale fuori. Mamma mia. No, perché vedevo questo e si muoveva, solo che questo sta dentro. Grazie a quanto stanno.
fa esperienza e anche in realtà personalità che poi è questo l'ultimo che che normale subendo questa forza che sulla carta dei nomi questi passeggiano in campo non studiano neanche tanto poco cambio. Magari da fuori Ancora qualche istante e poi comincerà il secondo tempo di Italpol Real San Giuseppe. Si riparte dal 2-4 della prima frazione di gioco. La capolista avanti di 2 gol, ma non fatevi ingannare, ne stavamo parlando nell'intervallo, Vinicius, perché questo è uno sport maledetto e può succedere qualsiasi cosa. La partita è ancora molto molto lunga. Sicuramente l'unico sport, forse il basket, ha qualche caratteristica simile che può cambiare una partita in questione di minuti, anzi direi così neanche di secondi. Si riparte con l'Italpol che prova a gestire il primo possesso. Giannone fra i pali, Ippoliti, Filipponi, Sintado e Batella. Questo il quintetto scelto da Ranieri per l'avvio del secondo tempo. Dall'altra parte Ranieri, Lolo Suazo, Chiotti, Follador e Cimanghigno per Centonze. Follador, Ghiotti, ecco Lolo Suazo con l'esterno, trova Cimanghigno, ricomincia da Luis Felipe Follador. Lolo Suazo, punta Filipponi, occhio alle sue finte, specialista nell'1 contro 1. Lolo Suazo fa riuscire bene da Cimanghigno che suola Ghiotti al piccolo trotto. Il San Giuseppe che sembra non spingere più di troppo, ma tiene con immensa, infinita qualità il pallone fra i piedi. Lolo Suazo salta secco, Filipponi si accentra, suola all'indietro, Ghiotti, Cimanghigno, estenuante possesso palla del San Giuseppe che non butta via il pallone, doppia solata, alla fine lo butta via Lolo Suazo, ma un minuto di qualità del San Giuseppe che ha giochicchiato un po' con la difesa dell'Italpol. Ripeto quello che ho detto nel primo tempo, troppa attesa della difesa dell'Italpol e questo permette, sicuramente hanno tanta qualità, ma permette ancora di più di giocare passare troppi palloni in una frazione di campo dove diventa pericoloso, sempre 10-12 metri della porta dell'Italpol diventa complicato. Filipponi, Abram Sintado, ancora Dario Filipponi, in verticale Ippoliti per Batella, Chiotti gli ruba palla, poi rimessa laterale Italpol con la caparbietà di Batella. Ippoliti, cambio di lato, Sintado fa riuscire bene ancora da Luca Ippoliti, buca profondo per Batella che prova a girarsi, si appoggia da Sintado che arriva di corsa, calcia col destro, il pallone però è larghissimo, nessun problema stavolta per Ranieri, ma buon lavoro sulla verticale Ippoliti Batella che poi è andato di sponda per Sintado, nulla di fatto. 2 minuti sono già passati nel corso della ripresa, sempre 2-4 per il Real San Giuseppe che ora gestisce il possesso con Lolo Suazo che va largo da Cimanghigno che cerca di puntare Ippoliti, va a calciare. Avete visto come Ippoliti abbia chiuso le gambe per evitare che il pallone calciato da Cimanghigno gli finisse proprio sotto le gambe. Qui Batella prova un aggancio improbabile, difficile, pallone prima di Cimanghigno è terminato largo sull'esterno della rete. Lolo Suazo va da Follador, Cimanghigno, Lolo Suazo che ormai ha preso residenza in Campania, ha giocato a Napoli, ha giocato con la Sandro Abate, adesso se ne va e se n'è andato al Real San Giuseppe. Qui Cimanghigno aveva già pensato alla rovesciata, secondo me è arrivato Ippoliti a deviare di testa e a favorire l'intervento di Giannone. Palla breccata da Lolo Suazo, arriva ancora al limite da Cimanghigno, nuovamente per lo spagnolo che gira da Follador, palla sul sinistro, tocco corto per Cimanghigno con pazienza da Ghiotti che fa da pendolo, gira dall'altro lato per Lolo Suazo, si accentra sul sinistro, lo fa partire Giannone, gran parata, devia in calcio d'angolo. Dando tutti questi spazi ad un mancino così potente, così abile, Giannone ha fatto una grandissima parata, direi quasi un miracolo, perché non so se aveva la visione, la panoramica completa del tiro, forse sì. Bella parata comunque di Domenico Giannone.
calcio d'angolo, finta di Follador, murato da Batella che prova a ripartire, palla al piede, Batella fino a fondo, Batella, grande azione, palo di Batella, vicinissima a riaprire ancora una volta la partita. L'Italpol qui un po' pigra, la difesa del San Giuseppe, bellissima percussione di Batella, sfortunato in occasione del tiro. Diciamo che il dribbling è l'elastico, questo 1-2 tra destro e sinistro, una grandissima giocata di Batella. Quello che dicevamo prima, il contropiede è sicuramente l'arma più potente che può avere l'Italpol in questo momento e la sta sfruttando anche bene. Lolo Suazo, cambio di lato, Cimanghigno si mette in ritmo, solo il pallone, ritorna però all'indietro da Alex Ghiotti. Follador, Ghiotti e ora Lolo Suazo. Prova a stanare l'Italpol, il San Giuseppe, la squadra di Ranieri però resta a metà campo, prova a chiudere tutte le linee. Cimanghigno arriva, Ippoliti va a chiudere, prova a ripartire Filipponi che ha un passato anche con gli azzurrini, con la nazionale under 19, poi è uscito chiaramente per limiti di età. Giocatore di grande prospettiva, cresciuto nel settore giovanile dell'History Roma 3Z, lo scorso anno era all'Aniene, poi il passaggio all'Italpol. Batella cerca l'aggancio, la deviazione proprio di Batella che fa un cenno d'intesa al suo compagno. Hanno anche un po' battibeccato nel corso del primo tempo Ippoliti e Batella. Insomma, Luca non è che abbia un carattere facilissimo quando è in campo Vinicius. Beh, questa è la sua competitività, la voglia di vincere, è sempre stato abituato a giocare ad alti livelli e quindi chiaramente diciamo che in gergo si dice che rosica quando le cose non riescono o i compagni magari non capiscono i suoi movimenti. Calcia ancora Lolo Suazo, stavolta Giannone battezza bene il pallone sul fondo, non è costretto ad intervenire. Cambio nelle fila dell'Italpol, torna in campo quello che è stato probabilmente il miglior giocatore nel primo tempo, ovvero Gattarelli, fratello d'arte, lo abbiamo ricordato, ha due fratelli entrambi che giocano, uno più grande Daniele con il Lido di Ostia, uno più piccolo che gioca invece nel settore giovanile della Lazio, fa il portiere. Qui il lancio lungo, Cimanghigno cerca un inconsueto colpo di testa per il calcio a 5, rimessa dal fondo, nessun problema per Giannone, non se ne vedono tanti di colpi di testa. No, però speravamo forse, non so se più noi che lui, che ci permettesse di vedere un'altra rovesciata, quindi c'era tutto adesso, peccato che non ci ha provato. Ippoliti, bella palla per Sintato lungo la fascia, controlla però male Sintato nell'occasione, non riesce a sfruttare lo spazio che gli aveva concesso la difesa del San Giuseppe. Ippoliti comunque sempre delizioso con questi palloni, un sinistro veramente millimetrato quello di Luca Ippoliti. Favero, Cimanghigno al gomito, fuori ancora da Lolo Suazo che punta dentro, Favero sul secondo palo da Cimanghigno, palla troppo arretrata quella di Favero, forse c'è stata anche una deviazione, la rimessa laterale infatti è in favore del Real San Giuseppe, se ne va ad occupare Lolo Suazo col suo sinistro, il movimento di Favero che riceve tutto solo da ottima posizione, calcia dai 10 metri liberissimo, la palla larga, grande chance qui, lasciato colpevolmente solo di battere a rete. Sì, uno schema del Real San Giuseppe, ha chiamato il numero 2, ha lasciato un'altra volta Favero tirare da solo, quindi ha già segnato un gol. Se permettono chiaramente tutti questi spazi, forse sarò ripetitivo, però la difesa dell'Italpol è troppo passiva, sempre all'inizio del secondo tempo, anche del primo tempo. Attenzione perché rompe la prima linea di pressione l'Italpol, qui Gattarelli si fa scappare il pallone, allora Ghiotti arriva a ringhiare Ippoliti e con questa la rimessa laterale si va a vedere Gattarelli, palla per Filipponi, cambio di lato dove c'è Sintato, blocco portato da Gattarelli, ancora Sintato col pallone fra i piedi, Ippoliti sinistro, deviato, la specialità della casa, il tiro dalla distanza di Luca Ippoliti, trova una deviazione, c'è rimessa laterale, se ne va ad occupare l'ex giocatore della Lazio, va Ippoliti, Gattarelli forte, Ghiotti ben piazzato, ottima lettura, Filipponi, Sintato ancora fuori da Dario Filipponi, Ippoliti, altra palla intelligentissima per Filipponi, benissimo, poi va giù Filipponi sul contrasto con Ghiotti, forse un pestone per lui, si tiene il piede destro giù per terra, perfettamente pescato dalle nostre telecamere. 5 minuti e 20 sul cronometro della ripresa, sempre 2-4 in favore del San Giuseppe.
Speriamo che non sia niente di grave, perché con tutte le assenze già Osni Garzia che si è rifatto male, se si fa male anche Filipponi in questo momento sarebbe veramente un problema per il Talpol. Osni Garzia che non è più tornato in campo, praticamente ha cominciato la partita, ha giocato i primi minuti, poi lo avevamo visto correre in maniera affrettata verso la panchina, probabilmente per lui, come detto, un riacutizzarsi di uno strappo muscolare che l'ha tenuto a lungo fermo. 6 cm di strappo, insomma sono veramente quasi una coltellata, Vinicius. Hai detto benissimo, è quasi una coltellata, sono tanti, ripeto, diciamo che il clima, anche il freddo e l'umidità che c'è, diciamo che non aiuta a rientrare, e poi l'intensità e la difficoltà della partita ancora di più. Ranieri alla rimessa dal fondo. Pedro Guedes, Favero, Vincenzo Botta, Bicco Pelentir, ancora Botta, Pedrigno e ora Favero. Bicco fa riuscire nuovamente da Favero, il pallone danza sulla riga ma non esce, tutto buono. Pedrigno, il controllo orientato, Ponta Sintado, altro cambio di lato, Bicco in angolo, Favero fuori, Botta, balla la difesa dell'Italpol pericolosamente sul possesso palla insistito del San Giuseppe, ancora Pedrigno in isolamento lungo la fascia contro Sintado, prova a rientrare, tiene bene Sintado con gli scivolamenti e sporca il possesso, ancora San Giuseppe, Botta in avanti, Bicco al gomito, riceve contro Ippoliti, scavetto al volo, la conclusione di Pedro Guedes, ben costruita questa conclusione del San Giuseppe, stavolta però nessun problema per Domenico Giannone che va a rilancio lungo, Gravina a far sportellate con Botta che fa valere l'esperienza, il pallone tra i piedi di Ranieri, ancora Pedro Guedes, punta in fascia Ippoliti, occhio al mismatch in velocità, palla girata da Favero, ancora per Botta, sale adesso in pressione l'Italpol in una delle rare occasioni della partita. Bicco Pelentir, spalle alla porta, pressione forte di Gattarelli, prova ad andare via Bicco, palla incollata sotto la suola del mago del San Giuseppe che si prende anche il fallo. Togliergli il pallone in quelle situazioni è veramente un'impresa durissima. Diciamo che è un fallo che non era necessario assolutamente, che potrebbe creare un problema in futuro qualora l'Italpol arrivasse al quinto fallo, quindi permettesse al San Giuseppe non solo di avere il controllo della partita, ma di avere anche la possibilità di tirare un tiro libero da 10 metri, che sarebbe una possibilità in più di segnare. Pedro Guedes, il pallone per Botta, ora Bicco, Pedrigno, le finte, ancora Botta, Bicco pensa alla conclusione, la fa partire Giannoni in 2 tempi, recupera il pallone, andiamo a bordo campo, Francesco. Sì, Filipponi è pronto a rientrare, Matteo, quindi nessun problema per lui. Sulla panchina dell'Italpol si agita un talloncino del time out, non sappiamo se Ranieri voglia strutturare un portiere di movimento che abbiamo tante volte ventilato come ipotesi nel primo tempo ma non si è mai concretizzata, vedremo se l'Italpol chiamerà il minuto di sospensione. 12:40 al termine del secondo tempo, gli arbitri hanno interrotto l'azione perché c'erano 2 palloni in campo, si riprende col possesso in favore dell'Italpol con il lancio di Ippoliti cercando la corsa di Gravina che non può arrivare, un po' sconsolato Gravina, mani sui fianchi per lui, rimessa laterale per il San Giuseppe, Botta batte per Pedro Guedes che punta Filipponi, come detto era pronto a rientrare, eccolo prontamente dentro, Botta di prima, bene per Bicco, ancora per Botta, conclusione piazzata dalla distanza, la inchioda per terra, bene Giannone, Ippoliti, arriva Favero, Gattarelli, Bicco buca l'intervento, allora parte Gattarelli, palla al piede, trova campo, trova rimessa, può respirare un po' l'Italpol perché comunque la pressione del San Giuseppe a tutto campo crea notevoli difficoltà nel possesso alla squadra di Ranieri. Assolutamente sì, all'inizio c'era Batella in campo, l'Italpol riusciva o è riuscito comunque ad allungare un pochino la squadra con un po' di profondità in questo momento, senza diciamo che Gravina non è Batella, quindi non è di riferimento proprio un pivot classico, quindi fanno ancora più fatica nel spostare la palla verso il campo del Real San Giuseppe. Botta, Bicco, alza uno scavino, buona la chiusura di Gattarelli, poi ancora Gattarelli su Pedro Guedes, rimessa a San Giuseppe, Favero, Bicco, corto da Botta, scappa all'indietro nuovamente da Bicco, si appoggia su Ranieri,
cerca un appoggio, prova il lancio lungo per Bico, arriva Ippoliti in diagonale, in chiusura. Botta, Favero, ora Pedrigno contro Gattarelli, lo punta, le sue alate, mette dentro col sinistro sulla chiusura di Gattarelli, non trova lo specchio della porta di Giannone. Al cambio ancora Bico, torna Leandro Cimanghigno. Giannone, Filipponi, Ippoliti in avanti in verticale per Botta, anzi chiaramente per Gravina, tenuto bene con esperienza da Vincenzo Botta, uno che insomma ha anche fatto nazionale, che di esperienza ne ha da vendere Vinicius, no? Sicuramente sono stati compagni in nazionale un po' di tempo fa, ma dimostra chiaramente l'esperienza che ha nel proteggere il pallone col corpo e quindi recuperare il possesso della palla. Quindi si vede in questo momento la difficoltà dell'Italpol, ripeto, non avendo una figura di riferimento lì davanti, di non riuscire a spostare in nessun modo, e in questo momento il Real San Giuseppe è sempre più vicino al quinto gol. Altro anticipo di Botta su Gravina. Continuano i cambi nel San Giuseppe, di certo non ha problemi di rotazioni Centonze, mentre ne ha non pochi Ranieri sulla panchina dell'Italpol, perché insomma già c'erano delle assenze, in più si è fatto male Osni Garzia durante la partita, e l'assenza del giocatore di Ranieri insomma notevolmente accorcia le rotazioni della squadra romana. Qui Gattarelli prova a mettersi in proprio, a partire lungo la fascia, lamenta forse un contatto che non c'è per l'arbitro, c'è rimessa laterale in favore del San Giuseppe quando siamo a circa 50 secondi dalla metà di questa ripresa. Siamo sempre 2-4 in favore del Real San Giuseppe, punteggio con il quale si era chiuso il primo tempo. Qui va a calciare Botta con il destro, non trova la porta, altro cambio, fuori di Gattarelli, dentro Sintado. Rivediamo il destro di Vincenzo Botta con Ippoliti e Giannone che battezzano bene quel pallone che termina la propria corsa sul fondo. Lo va a recuperare proprio Domenico Giannone e lo asciuga probabilmente da qualche macchia di sudore. Lo rimette in gioco dove c'è Dario Filipponi. Ippoliti e ora Sintado per Gravina. Altro anticipo di Botta che sta dominando lì dietro difensivamente. Nel frattempo Gravina prende una botta probabilmente lì dove fa più male in assoluto, rimane accovacciato in mezzo al campo, dolore alla parte alta del ventre. L'arbitro inizia a contare, Lalo Suazo allora sportivamente aspetta che Gravina vada in panchina dolorante, regala palla all'Italpol che adesso gliel'andrà a restituire nuovamente. Fuori Gravina, torna Batella, 10 minuti e 36 sul cronometro della ripresa, 2-4 in favore del Real San Giuseppe, che ricordiamo ha vinto tutte le partite in campionato, ha pareggiato solamente il derby con il Fuorigrotta, tra l'altro un pareggio stranissimo, a testimonianza di quanto sia strano e maledetto questo sport. Il Real San Giuseppe, che era con l'uomo in più, ha preso gol a un secondo dalla sirena con Milucci su un'evidente dormita difensiva a un secondo dalla fine della partita, e ha permesso al Fuorigrotta di pareggiare quella partita e di rimanere parzialmente agganciato al treno San Giuseppe, che sta viaggiando spedito e a 5 lunghezze di vantaggio proprio sui cugini campani. Queste sono delle poche partite che ho visto sui social, in effetti sembrava molto strano. Ripeto, una squadra così forte, la prima in classifica, non può assolutamente permettersi di avere questi cali di attenzione e ovviamente permettere alle altre squadre che possano recuperare o segnare. In questo caso sono 2 punti sicuramente strappati, a cui avrebbero una condizione di classifica ancora più privilegiata. Andiamo a bordo campo da Francesco Corda. Sì, Matteo, terzo tentativo. Attenzione, scusa Francesco, perché va a calciare Lolo Suazo da posizione favorevolissima, aveva recuperato palla sul raddoppio, conclusione di sinistro, palla alta sopra la traversa. Torniamo da te, Francesco. Sì, ci sono 2 giocatori pronti con la maglia da portiere di movimento, sono un po' lontani dalla mia posizione, uno sicuramente è Gattarelli, vediamo se entrerà il power play. Filipponi, calcia di prima intenzione, bravo Ranieri in uscita a coprire lo spazio. Occhio perché portiere in movimento annunciato da Francesco Corda, arriva in questo momento proprio Gattarelli con la maglia verde, lo vedete
adesso entrare in campo, muoversi sotto la tribuna. Dunque porta scoperta, ricordiamolo, gioca in 5 contro 4 adesso di movimento l'Italpol, ma non ha nessuno fra i pali. Allora con pazienza, c'è tanto tempo per giocare questa soluzione, per rimettersi in partita, ma forse anche in virtù proprio di quelle rotazioni contate che accennavamo prima. Sceglie questa carta Ranieri, bella giocata di Batella che si accende all'improvviso, calcia in porta, eccolo qui il destro in tuffo, Ranieri pizzica il pallone, calcio d'angolo. 9 minuti è lunga e bisogna avere pazienza. Tanta pazienza, cambiano i pronostici adesso, perché chiaramente il possesso palla diventa quello dell'Italpol e il Real San Giuseppe, che non ha avuto tanta attenzione in determinati momenti della partita, ora dovrà essere molto attento, altrimenti il 5 contro 4 nel caso di una mancanza di attenzione diventa fondamentale. Lancio lungo, Cimanghigno! L'esperienza di Leandro Cimanghigno. L'Italpol che invece di tornare di corsa in porta prova il cambio, la porta resta vuota e Cimanghigno spizza comodo per il gol del 5-2 del Real San Giuseppe. Vedete Gattarelli come corre verso la panchina, non c'è spazio per far quel cambio e Ranieri allora va profondo, bene da Cimanghigno, scivola, sfortunato anche nell'occasione Batella. Perfetta questa inquadratura dietro la porta che ci permette di riapprezzare tutto. Già non fa tempo neanche a rientrare che Cimanghigno ha già segnato il 5-2. Tra l'altro Batella scivola o si inciampa, insomma, e cade anche. Chiaramente Gattarelli doveva tornare verso la porta, un difensore dell'Italpol andare verso la propria porta per proteggersi e permettere il cambio del portiere di movimento. 15° gol in campionato per Leandro Cimanghigno che fa doppietta quest'oggi. Questo forse è uno dei gol suoi più facili in assoluto, lui che ci ha abituato, come avete visto già nel primo tempo, a gol di grandissima fattura, con la sforbiciata che è il suo vero e proprio marchio di fabbrica. Qui l'Italpol fa fatica ma riesce in qualche modo a arrivare alla conclusione con Ranieri che salva su Ippoliti. Una grande occasione l'ha avuta Luca Ippoliti, super Ranieri nell'occasione a chiudere la porta e a dire di no al giocatore dell'Italpol, vicinissima al gol del 3-5. Queste sono le disattenzioni mentali difensive che forse può concedere il San Giuseppe a queste che deve attaccarsi l'Italpol, proprio perché magari forte anche di un triplo vantaggio, forte di giocatori che sanno di essere più forti, magari qualcosina lì dietro possono concedere, ma occhio perché Cimanghigno non ne vuol sapere, ruba un pallone, calcia e poi ti salva tutto. Sicuramente la consapevolezza della forza che hanno i giocatori della Real San Giuseppe permette a volte di esagerare con questa mancanza di attenzione e anche col possesso palla un po' troppo esagerato. L'Italpol adesso nella giocata precedente è stato Ippoliti, calcia, Ranieri vede sbucare il pallone all'ultimo, rimessa, anzi calcio d'angolo e c'è time out chiamato dall'Italpol. Fra qualche istante sentiremo nuovamente Ranieri sulla panchina della squadra romana, sotto 2-5 a 7 minuti e mezzo dalla fine. Sentiamo Ranieri. Troppa fretta, con calma. Luca, se giochiamo 4, Abram, passate dall'altra parte, non manta Luca, Alessandro va in fondo, passa Abram a portare la palla, Francesco vieni largo di qua, ok? Vieni largo di qua e Dario in fondo lì. Calma, se proviamo a 2, Luca, proviamo il giro Alessandro, ok? Taglia Luca da qui. Questo qui quando riceve la palla la deve portare dentro, perché se rimanete 3 in linea uno ne marca 2 di loro. Questo deve portare la palla dentro, dopo la gira se c'è. Se non c'è la palla da girare, mettete la palla dentro su Luca. Se questo taglia il passaggio qui, la fascia, esatto, capito? Se questo copre fascia abbiamo la palla dentro. Però con calma, con calma, dobbiamo avere calma, altrimenti facciamo più casino di quello che abbiamo fatto fino adesso. Tranquilli. Questo pesce qua, la posizione del colpo, se usciti con la spalla. Abram, tu vai a portare palla a destra di Luca, entri te e porti la palla. Abbiamo sentito il timeout di Fabrizio Ranieri mentre rivediamo ancora una volta il gol di Cimanghigno. Batella che inciampa, non riesce a contrastare il colpo di testa di Cimanghigno. 7 minuti e mezzo col portiere in movimento, anche se 3 gol da recuperare sono tanti, lo spazio ancora c'è. Abbiamo detto prima, il calcio a 5 permette questo tipo di recupero. Non sarà facile perché Real San Giuseppe immagino che adesso imposti una difesa un pochino più aggressiva e che il rischio che l'Italpol possa rischiare un passaggio in più succede che prendono un altro gol e quindi a quel punto a 6-2 la partita sarebbe completamente finita. Già sarà difficile adesso, un 6-2 sarebbe completamente chiusa.
Sintado, Gattarelli, ancora dietro da Abram Sintado. Ippoliti, che è stato invertito di posizione da Ranieri. Qui Gattarelli tocca male, intercetta a botta, poi Cimanghigno, pallone si impenna, colpisce la struttura di copertura del Pala Gems qui a Roma in via del Baiardo. Rimessa laterale Italpol. Sintado, Ippoliti prende palla e chiama uno schema. Batella, pressione forte di Follador, che è un maestro nella difesa del portiere di movimento. Qui recupera palla e Cimanghigno non sfrutta a dovere, un po' lezioso nell'occasione, non chiude la partita e non fa 6-2. Rivediamo suolata e conclusione, calcia largo, sarebbe stata tripletta per lui. Queste sono le esagerazioni. Follador aveva la porta vuota, ha fatto un passaggio a Cimanghigno che poi ha esagerato nella giocata troppo tecnica. Sintado in verticale, trova spazio, palla sul secondo palo, rimpallata, è entrato anche Frigerio nelle fila dell'Italpol. Primo ingresso per lui con la maglia di portiere in movimento al posto di Gattarelli. Se ne va ad occupare nuovamente lui di questo calcio d'angolo. Ippoliti, Batella si mette in ritmo, pensa alla conclusione, gira da Sintado. Ippoliti guarda Filipponi, non c'è però quella linea di passaggio. Ancora Batella, nuovamente dietro da Sintado, sempre Ippoliti, gli scivolamenti di Ghiotti. Batella, arriva Follador in pressione e Filipponi deve girare all'indietro, forse prende un altro pestone. Sintado si accentra, corto, Ippoliti, conclusione, Ippoliti sull'esterno della rete, ci aveva dato per un attimo l'impressione del gol. Qui Cimanghigno aggancia un pallone complicato sulla rimessa di Ranieri, poi calcia in porta, spara addosso a Dario Filipponi, calcio d'angolo. Ora sì, c'è il tempo per cambiare il portiere, mentre riapprezziamo la conclusione di Ippoliti, leggermente larga col suo sinistro. Si riparte, calcio d'angolo in favore del San Giuseppe a 5 minuti e 57 dalla fine della partita. 5-2 il vantaggio del Real San Giuseppe. Va ribattuto, anzi c'è un controfallo su questo calcio d'angolo e allora Italpol che può rimettere il portiere di movimento, ripartendo dalla rimessa dal fondo. Non sale su il San Giuseppe in pressione, allora lo rimette comodo, il 5 contro 4 la squadra di Ranieri. Batella la riapre ancora, ci prova, ci crede l'Italpol. 3-5 a 5 minuti e 46 dalla fine. Dicevamo della disattenzione, una diagonale non chiusa, uno contro uno col portiere, c'è il rischio. Ecco, un'altra volta che l'Italpol diciamo che riapre la partita e ha la possibilità, se continua con il portiere di momento in questa maniera, a recuperare il risultato. 3-5 dunque di Batella, che segna la doppietta personale, arriva a quota 9 in classifica marcatori. Miglior marcatore resta Luca Ippoliti per l'Italpol, che è a quota 10, Batella vicino così alla doppia cifra. 3-5 e attenzione perché forse c'è ancora spazio per vedere un finale interessante di partita, ma ancora San Giuseppe in avanti e la conclusione di Lollo Suazzo che termina sul fondo. Super chance per il San Giuseppe, che dobbiamo dirlo, quando subisce gol poi è sempre micidiale. Ancora una volta andava vicino subito al gol. Ancora non ho capito se è una disattenzione o un'esagerata emozione dell'Italpol che segna, oppure il San Giuseppe che reagisce perché ovviamente con l'orgoglio non vuole assolutamente riaprire la partita. Giannone per Sintado, 5 minuti e mezzo alla fine. 3-5, è cambiato il parziale poco fa grazie al gol di Batella. Ippoliti, cambio di lato per Filipponi in fascia contro Botta, costretto a tornare indietro. Palla per Sintado che alza il pallone lungo la fascia, palla che termina larga, imprendibile per la corsa di Ippoliti, che comunque applaude la giocata del compagno di squadra. Lancio in avanti qui di Follador, che non trova Ghiotti, nulla di fatto, rimette il portiere in movimento nuovamente con Frigerio Ranieri. Andiamo a bordo campo da Francesco Corda. Si è allontanato un componente della panchina dell'Italpol, dovrebbe essere Fabio Ficerai, il dirigente accompagnatore. Aveva protestato la panchina per un blocco in movimento, giudicato invece regolare dagli arbitri. Ippoliti, Filipponi, Sintado, la rotazione dell'Italpol. Batella, ancora Sintado. Ippoliti chiede pazienza, chiede calma dall'alto della sua infinita esperienza. Filipponi va proprio da Luca Ippoliti, dietro da Sintado, cambio di lato, Batella si accentra, non c'è spazio per calciare. La palla per Dario Filipponi.
si muove sul secondo palo Frigerio, Batella suola proprio per lui, mette sul secondo palo Frigerio, Ghiotti stavolta non si fa sorprendere, rimessa laterale in favore dell'Italpol che rigioca col power play. Filipponi in angolo, Ippoliti di tocco per Sintado, una palla perfetta, Sintado sbaglia e a porta vuota, facile cala le trick Leandro Cimanghigno. Game, set and match forse per il Real San Giuseppe. Diciamo che ha lasciato un'altra volta la porta aperta, uno sbaglio, non abbiamo capito se è stato di Ippoliti o di Sintado. Chiaramente con la porta sguarnita in questa maniera per Cimanghigno, che ha già tanta qualità, così diventa anche troppo facile. Tripletta dunque per Cimanghigno che fa quota 16 in campionato, sta rapidamente scalando la classifica marcatori di questo girone B di Serie A2. Batella, 4 minuti alla fine, mazzata psicologica non indifferente per l'Italpol che qui va a calciare con Ippoliti che non trova la porta. Il lancio di Folador, Batella di testa, Ippoliti di tocco per Sintado, arriva come un treno Lolo Suazo ma buca l'intervento. Ippoliti scappa all'indietro, attaccato da Folador, gran palla per Filipponi, cambio di lato, anticipo ancora di Cimanghigno che passa su Batella che è già ammonito, non commette fallo e Cimanghigno con tutta la sua classe, con tutta la sua qualità riporta in fase offensiva il San Giuseppe conquistando una rimessa laterale. Folador, Ghiotti, Lolo Suazo, Cimanghigno dietro ancora da Luis Felipe Folador. Ghiotti, Folador, non si trovano stavolta i due, chiede scusa l'ex giocatore del Maritime Luis Felipe Folador, da tanti anni in Italia, percorso lunghissimo il suo. Filipponi, Sintado, ancora Filipponi, corto per Ippoliti, sempre col portiere in movimento, ma adesso recuperare 3 gol a 3 minuti alla fine, il tempo stringe per l'Italpol. Ippoliti, Batella, Sintado, ancora Ippoliti, pensa alla conclusione, murato da Cimanghigno, si mette giù col ginocchio e chiude la conclusione di Luca Ippoliti che deve ricominciare da dietro, deve risalire il campo. Sintado, Ippoliti, Filipponi, ancora Luca Ippoliti in angolo, il pallone che passa per Frigerio, esce Ranieri, la porta è vuota, Cimanghigno calcia, colpisce in pieno però Ippoliti, non trova il poker personale. In angolo Frigerio si gira e la palla sul fondo, tenuto bene da Botta nell'occasione Frigerio che poi torna in porta. 2 minuti e mezzo, scorre il cronometro e le speranze ora del Italpol sono ridotte al lumicino, se non del tutto esaurite. Vinicius, stavo per dire proprio questo, che la sensazione è che l'Italpol abbia, diciamo, accettato il fatto della sconfitta, o che sia comunque difficile in questo momento recuperare 3 gol di svantaggio mancando soltanto 2 minuti e mezzo. Ippoliti prova a mettersi in proprio, va da Filipponi che si appoggia da Batella, torna ancora Frigerio col portiere di movimento. Filipponi, Batella, Cimanghigno, la porta è vuota, Cimanghigno trova Lolo Suazo, a porta vuota, Lolo Suazo con altruismo da Ghiotti, entra col pallone in porta il Real San Giuseppe, c'è gloria anche per Alex Ghiotti, alza bandiera bianca l'Italpol, 7-3. La partita in questo momento è finita, è chiaramente un 3-7, la qualità si vede, la differenza si vede, anche la rotazione in più che ha il Real San Giuseppe, quindi questo è stato dimostrato in più con l'uscita, diciamo, di Osni Garcia, che è un giocatore fondamentale per l'Italpol. Col portiere di momento dicevi anche tu prima giustamente, il rischio è che ne puoi fare però ne puoi anche prendere in questo momento, il portiere di momento non ha pagato e il San Giuseppe è in vantaggio. Lo dicevamo prima, il portiere viene fatto spesso e volentieri, nella maggior parte dei casi, per recuperare le partite, però è un'arma che chiaramente ti costringe a giocare con la porta vuota. Si giochi con un uomo in più, ma tante volte succede, non voglio dire forse anche più nel 50% dei casi, che in realtà poi le partite non riesci a recuperarle e l'andamento della gara segue quello che è stato fino a quel momento la partita. Diciamo che ci sono anche tanti studi
per cercare di capire se realmente sono più le partite che vengono riprese oppure le partite che poi vengono perse. Diciamo che dall'altra parte tu hai un vantaggio con un 5 contro 4, ma chiaramente hai la porta sguarnita e quindi se sbagli un passaggio o non hai la giusta attenzione o la giusta qualità per poter far girare il pallone, alla fine prendi il gol. E Ranieri sulla panchina dell'Italpol, come si dice in gergo, la dà su, butta nella mischia anche due giovanissimi, fanno il loro esordio nel match Bielosov e Fraioli, due ragazzi cresciuti nel settore giovanile della Lazio Calcio a 5 che sono passati proprio qui all'Italpol nel corso del mercato di dicembre. Mentre proprio sbaglia Bielosov e allora Bico va a calciare addosso a Giannone testando gli addominali del portiere dell'Italpol. Rivediamo la conclusione di Bico, preso proprio al ventre qui Giannone. Siamo per entrare nell'ultimo minuto di questa partita, l'Italpol si avvia a vincere l'ennesima partita, l'ennesima vittoria in trasferta fra le altre cose per l'Italpol, per il San Giuseppe, che sta facendo un grande cammino, salirà a 34 punti in campionato, sempre più primo della classe, mentre l'Italpol fermo a quota 23 dovrà vedersela con la corsa anche e soprattutto del Cobà, che è lì sotto solamente ad un punto. Credo che gli obiettivi iniziali prima della stagione, se mister Ranieri avesse potuto firmare, l'avrebbe sicuramente fatto, a giocare questa partita terzo in classifica e soprattutto il risultato penso che sia, al di là della qualità, le assenze hanno determinato la differenza in campo, che ripeto sulla carta c'è, ma in campo sicuramente con i giocatori o le squadre al completo l'Italpol secondo me avrebbe lottato o sicuramente non avrebbe perso in questa maniera. Però il calcio a 5 la bellezza è anche questa e quindi complimenti a Real San Giuseppe, che è una grandissima squadra e sta facendo un grandissimo campionato. Andiamo a bordo campo da Francesco per l'ultimo intervento della partita. Francesco. Sì, per segnalarti l'ingresso in campo proprio del giocatore che ora ha toccato il pallone di testa, Napolitano, nelle fila del Real San Giuseppe, anche Centonze da fondo a tutte le sue rotazioni. Come si direbbe nella pallacanestro, siamo in NBA, in particolare siamo in quello che viene definito il garbage time, ovvero l'ultima parte di partita in cui il risultato ormai è acquisito. Nel frattempo si fa male, se non ho visto male, Sintado, che crolla a terra, forse anche un po' di crampi, ha giocato tanti minuti contro una squadra che ti costringe a spendere tanto. Assolutamente sì, erano già in pochi, infatti ha fatto molto bene mister Ranieri a togliere i politi. Adesso con Sintado speriamo che non sia nulla di grave, sia soltanto un po' di stanchezza, in modo tale che possa per la prossima partita recuperare, che penso sarà sicuramente di vitale importanza per loro, per mantenere questo terzo posto. Nel prossimo turno, mi aggancio a te Vinicius, l'Italpol affronterà la Lazio nel derby delle Palagemps, perché entrambe le squadre giocano proprio qui a Via del Baiardo, mentre il Real San Giuseppe riceverà in casa una squadra che sembrava potesse far qualcosina più in classifica, fino a questo momento ha un po' stentato, ed è la Tombesi Orto, una squadra tutt'altro che da sottovalutare. Tutt'altro che scontata, ha cambiato tanto rispetto allo scorso anno, ha mantenuto la struttura, l'ossatura principale della squadra, però giocando in casa credo che il San Giuseppe abbia anche una forza maggiore in virtù del campo e in virtù chiaramente di una rosa sempre molto più ampia rispetto alle altre squadre. 5 secondi alla fine della partita, bel gesto di Centonze che va a salutare già la panchina dell'Italpol, visto che il risultato ormai di fatto è acquisito. Bella vittoria da parte del Real San Giuseppe, che testimonia tutto il suo valore sull'ultimo pallone preso da Ranieri sulla sirena. Vince 3-7 al Palagemps il Real San Giuseppe sul Italpol, grande vittoria, sale a 34 punti in classifica. La squadra campana sempre più prima in classifica, aspettando domani la risposta del fuorigrotta. Andiamo a ricapitolare quelle che sono state le reti di questo incontro in attesa di un'intervista nel post partita con Francesco Corda. Ha sbloccato il punteggio dopo 30 secondi Ghi Favero con la rete dell'1-0, poi il pari al settimo di Gattarelli per il momentaneo 1-1, all'ottavo la rete di Luis Felipe Follatore ha riportato avanti il Real San Giuseppe, poi il primo vero strappo della partita con il gol di Lolo Suazo che era valso
il 3-1 al 15esimo. Prima dell'intervallo, in rapida sequenza, prima Batella ha riaperto le speranze 2-3 e poi ha segnato Cimanghigno a 30 secondi dall'intervallo il gol del momentaneo 2-4 col quale si è andati all'intervallo. Nel secondo tempo, al 11esimo, ancora Cimanghigno con la doppietta personale con la rete del massimo vantaggio, 2-5 per il San Giuseppe. Al 15esimo ha provato a rimettersi in partita l'Italpol con la rete e la doppietta personale di Batella. Poi è arrivata la tripletta di Cimanghigno col portiere in movimento e gol del definitivo 7-3 di Alex Ghiotti, che ha così permesso al San Giuseppe di prendersi i 3 punti. Andiamo a bordo campo con Francesco Corda, che è un ospite. Sì, qui con Batella, che ringraziamo per la sua disponibilità. Allora, 2 gol per te, tante belle giocate, anche belle combinazioni con Gattarelli, siete stati ampiamente in partita. Poi quando avete provato a raddrizzarla con il portiere di movimento, visto che la situazione di punteggio vi condannava, forse la loro qualità leggermente superiore alla vostra e il loro cinismo hanno determinato questo punteggio che è così largo. Sì, sicuramente loro sono molto forti, un roster completo, tanti giocatori e tutti quanti di livello, quindi a lungo andare la loro qualità è uscita fuori. Noi abbiamo dato tutte le carte che avevamo anche col portiere, ma essendo corti abbiamo avuto molte difficoltà. Nulla da togliere a loro, sono una squadra fortissima e completa. Senti, ce l'avete messa tutta, comunque diciamo anche in presentazione della partita con il vostro allenatore Fabrizio Ranieri, una neopromossa al 3° posto, state comunque facendo una stagione importante. Sì, sicuramente per tutte le squadre che neopromosse hanno qualche difficoltà in più ad affrontare i campionati che vengono, però noi siamo un gran gruppo, è rimasta una base solida e forte dello scorso anno che già ci conosciamo, stavamo insieme, quindi quello sicuramente ci aiuta. Con gli innesti che avevamo eravamo più completi, adesso in fase di mercato aspettiamo di colmare le mancanze che abbiamo avuto e continuare a fare bene sicuramente fino alla fine. Ora, come diceva Matteo, se non sbaglio il derby con la Lazio. Sì, settimana prossima abbiamo il derby con la Lazio, anche loro, vista la classifica, sono sotto di noi, ma secondo me non sono una squadra da sottovalutare. Tutti i ragazzi giovani che corrono, quindi bisogna impegnarsi e dare tutto, se no ogni partita è difficilissima in questa categoria. Grazie a Batella, complimenti a lui e all'Italpol. La linea torna a Matteo e Vinicius. E allora è davvero tutto qui dal Palagems, grazie Vinicius per il tuo splendido esordio qui al commento tecnico. Grazie a voi per l'invito, speriamo di rivederci presto. Non ci resta che ribadire il risultato: Real San Giuseppe batte 3-7 l'Italpol qui a Roma. Anche per Vinicius Bacaro un saluto e un ringraziamento da parte di Matteo Santi. Grazie. Vado un secondo al bagno, andiamo. No, c'è sta la casetta.